Allora, salve, eccoci qua con l'oroscopo del mese di aprile, quindi segno per segno tutto il mese di aprile. Iniziamo subito con il segno dell'Ariete. Ariete, amore. In questo mese di aprile sono in arrivo notizie eccellenti in amore. Venere sin dall'inizio torna ad essere amica e riporta gioia di vivere e serenità nel rapporto di coppia. Chi ha già qualcuno da amare può vivere bellissimi momenti pieni di emozioni e di eros. Se siete cuori solitari, la vostra capacità di corteggiare aumenterà perché il sole dona ottimismo e fiducia in se stessi. Marte permette di essere più affascinanti, più magnetici e anche più attraenti, e con Venere suo alleato ecco che il vostro fascino e il potere seduttivo saranno a gran livelli. Lavoro. Per quanto riguarda il settore lavorativo e professionale, bisogna valutare la posizione di Mercurio. Il pianeta torna ad essere molto favorevole dalla metà del mese e consente di essere attivi nel lavoro. La buona grinta e un'eccellente energia permetterà di raggiungere numerosi obiettivi e successi. Se state cercando un buon lavoro allora dovete cogliere le occasioni che vi si presenteranno. State attenti a non esagerare con le spese e con investimenti finanziari. L'oroscopo consiglia di fidare di coloro che fanno grandi e grandissime sorprese. E andiamo con il segno del Toro. Amore. Inizierete questo mese con Venere che fa il suo ingresso nella vostra area zodiacale. Questo vuol dire che si verificheranno cambiamenti positivi nella vostra vita affettiva, sia nella coppia che in famiglia. Per i nati del segno si apre quindi un periodo di grossi benefici nella sfera sentimentale. Molti avranno possibilità di progredire sia nella comprensione che nell'intimità. Se ci sono stati dei disaccordi nella coppia, vi accorgerete che ben presto le cose cambieranno. Venere vi fornirà le capacità necessarie per penetrare nel cuore della persona amata. Anche i cuori solitari che hanno voglia di impegnarsi in un legame sentimentale potranno vivere una magica storia d'amore. Lavoro. Il lavoro per buona parte del mese potrebbe subire un blocco, ma presto Mercurio tornerà favorevole e vi consentirà di realizzare i vostri progetti. Cercate di trovare un modo per individuare i vostri obiettivi e concentrarvi su quelli a cui tenete veramente. Dopo la seconda settimana del mese le vostre incertezze comunque spariranno e proseguirete senza sosta verso il successo. L'opportunità da sogno potrebbe presentarsi sulla vostra strada. Alcuni sogni possono diventare realtà. E adesso andiamo con la lettura del segno dei Gemelli. Gemelli, amore, state per vivere un periodo estremamente interessante a livello amoroso. Dai primi giorni di aprile Venere transita nel vostro cielo e offre la possibilità di raggiungere eccellenti emozioni. Con Marte in trigono proverete sensazioni e gioie immense che metteranno dei punti fermi nella vostra vita.
Per i single che vogliono trovare l'amore, l'oroscopo annuncia nuovi incontri, ma solo se hanno il coraggio di osare, di uscire e frequentare nuove persone. La possibilità di innamorarsi, di corteggiare ed essere corteggiati è davvero molto elevata. Se invece avete una persona che già amate, dovete stare attenti ai tradimenti, perché qualcuno potrebbe avvicinarsi a voi mettendo a repentaglio la vostra felicità. Lavoro, in questo mese ci saranno nuove possibilità di lavoro da non sottovalutare. Anche se Giove non è con voi, non bisogna essere troppo preoccupati, perché Mercurio e Venere confermano un ottimo momento per portare avanti nuove idee, nuovi progetti. Arriveranno anche nuove proposte da parte di qualcuno che crede nelle vostre capacità e che vuole affidarvi compiti importanti. Le stelle invitano ad accettare, perché difficilmente altre occasioni così importanti potranno arrivare nei prossimi mesi. E adesso andiamo con il segno del Cancro. Cancro, in amore, i primi giorni del mese sono favorevoli per l'amore, e se avete una storia in crisi, allora non dovete preoccuparvi, perché tutto si risolverà al meglio. Invece, per quanto riguarda coloro che stanno vivendo un rapporto nato da poco, dovranno fronteggiare discussioni e critiche. Il clima a livello familiare e sentimentale diventa leggermente più burrascoso e non bisogna sottovalutare le esigenze del partner e della famiglia. Se siete single, sotto questo cielo non sarà assolutamente semplice conquistare il cuore di una persona. Dovrete mettervi in gioco ed escogitare qualcosa per acquisire fascino e magnetismo, due caratteristiche che di solito non vi mancano, ma che al momento non possedete. Lavoro. In questo mese manca il sostegno di Venere, pianeta importante anche per quanto riguarda il lavoro. Questo non vi e non permette di essere sereni a livello professionale ed economico. Alcuni del segno potranno avere difficoltà e dovranno accontentarsi di poche novità e soprattutto di guadagni minimi. Per fortuna, verso la fine del mese le cose volgeranno a vostro favore. Quindi rinviate alle date vicine impegni e contatti di lavoro. Con un pizzico di fortuna potreste cominciare progetti interessanti e ambiziosi. E andiamo con il segno del Leone. Leone, amore. Venere e Mercurio tornano ad essere favorevoli per quanto riguarda la vostra vita sentimentale, familiare, e non bisogna vedere il bicchiere tutto pieno. Infatti Marte in opposizione può creare un clima di tensione e di litigi all'interno della vostra relazione, ma anche in famiglia e con gli amici. Tenete quindi sotto controllo questo mese il vostro nervosismo e la vostra attenzione, che potrebbero rovinare alcuni rapporti interpersonali questo mese di aprile. Venere favorisce lo sviluppo di nuove emozioni e di gioie da vivere con la persona che amate. Se siete single, godrete di ottimi incontri dall'inizio del mese, sarete romantici e il vostro erotismo sarà alle stelle. Lavoro. Questo mese di aprile, la seconda parte del mese, promette di regalare ottime opportunità a livello lavorativo. Se state cercando un nuovo lavoro, oppure volete cambiare quello che già avete, dovete stare sereni e guardare al futuro con ottimismo. Con Venere e Mercurio dalla vostra parte, le porte del successo si spalancano.
Bisogna soltanto far passare la prima settimana del mese di aprile e poi potrete vedere la luce. Sono in arrivo nuovi contratti e ottime possibilità di incrementare i guadagni per chi lavora nel settore artistico. Il mese potrebbe essere quindi molto favorevole per un progresso professionale ed economico, ma soltanto se saprete sfruttare le occasioni che giungono. Il segno della Vergine. In amore, all'inizio del mese la buona posizione di Giove vi consentirà di trascorrere momenti di grande affinità con il vostro partner. Poi ci sarà una fase calante dopo la prima settimana di aprile e i sentimenti non saranno più favoriti. È il momento di stare molto attenti alle crisi coniugali che non sono state risolte, che potrebbero peggiorare. Se siete single potrete contare sul vostro potere di seduzione per catturare l'attenzione di chi vi piace. Attenti però a non scoraggiarvi se non siete apprezzati. Arriverà la persona giusta che vi inonderà un amore immenso. Lavoro. Sul lavoro sarà meglio che vi concentriate molto di più sulla vostra attività professionale al fine di migliorare le vostre prestazioni. Dalla metà del mese finisce l'opposizione di Mercurio e questo significherà molto per i nati del segno. Da questo momento in poi tutto sarà possibile. Avrete una grande energia e creatività in tutte le questioni di lavoro e anche il dialogo migliorerà. La serenità che conquisterete vi consentirà di mettere da parte il nervosismo e di concentrarvi sulle questioni di lavoro più importanti. Per voi ci saranno nuove idee e progetti che potranno anche portarvi molto molto lontani. E adesso andiamo con il segno della Bilancia. Bilancia, in amore, il nuovo transito di Venere vi conquisterà e vi consentirà di vivere un periodo molto sereno in amore. La vostra vita sentimentale è particolarmente favorevole durante quasi tutto il mese e anche coloro che hanno già qualcuno accanto possono vivere nuove emozioni. Anche l'Eros è ad ottimi livelli e i single possono approfittare di questo momento per conquistare la persona desiderata. Il vostro potere di seduzione sarà un'arma eccellente per fare breccia nel suo cuore. Non rimanete chiusi in casa, ma uscite e frequentate nuovi luoghi e nuove persone perché potranno nascere amicizie interessanti. Lavoro. L'opposizione del pianeta di Mercurio impedirà di mandare avanti alcuni progetti. Il blocco durerà fino alla prima decade del mese, poi tutto tornerà ad essere positivo e ci sono buone possibilità di trovare un lavoro per chi ne è ancora in cerca. In arrivo anche ottime occasioni per stravolgere la vita professionale, ma bisogna agire con prudenza per evitare di intraprendere percorsi che non hanno successo, anche se sarete costretti a rimandare qualche progetto. Non disperate e fate di tutto per mantenere un clima amichevole con i superiori. Una persona influente potrebbe indurvi in nuovi ambienti professionali. E adesso andiamo con il segno dello Scorpione. Scorpione, in amore, in questo mese di aprile
la vostra vita sentimentale attraversa una fase positiva, soprattutto grazie all'ingresso di Venere che porta un clima migliore nelle relazioni amorose. Se avete iniziato una storia tra mille contrasti, adesso finalmente potrete riprendere in mano la situazione. In fondo avete superato brillantemente la fase iniziale e il peggio è passato. Se la relazione d'amore ha resistito, vuol dire che il sentimento è molto forte. I cuori solitari possono provare a corteggiare qualcuno, ma avranno poca intenzione di legarsi. Via libera quindi al flirt e avventure nuove. Lavoro. Periodo un poco interessante per il lavoro, soprattutto nella prima parte del mese. Purtroppo i guadagni sono in calo e alcuni di voi che stavano aspettando nuove entrate potrebbero ancora attendere molto tempo. Tuttavia, verso la fine del mese molte cose cambieranno, anche se si tratterà di cambiamenti graduali. Un cielo molto prometterà di stringere nuove collaborazioni e di incrementare i guadagni. La vostra situazione che si verrà a creare vi permetterà di affrontare le spese con maggiore tranquillità, quindi occhio e tranquillità. E adesso andiamo con il segno del Sagittario. Amore, periodo positivo per la sfera sentimentale. I nati del segno sono molto affascinanti e pieni di seduzione. Chi ha dovuto affrontare delle crisi in passato potrà sfruttare questo momento per sistemare tutto, ma dovete stare molto attenti ai tradimenti. Attenzione agli ultimi giorni del mese di aprile, che saranno i più complicati e potranno nascere delle incomprensioni. Il periodo è comunque importante per l'amore ed è possibile fare progetti insieme alla persona amata. I cuori solitari saranno invece liberi di divertirsi e di fare nuove conquiste. Lavoro. Il lavoro procede molto all'inizio del mese di aprile. Mercurio porta buone notizie e possibilità di trovare un buon lavoro per coloro che stanno cercando qualcosa di nuovo. Le opportunità possono essere veramente eccellenti. Tuttavia bisognerà valutarle una per una e scegliere quelle migliori. In questo periodo i giovani possono avere molta fortuna e realizzare qualche interessante progetto anche grazie al sostegno di un amico o di un collega. Non bisogna dimenticare la posizione di Giove nel cielo che offre la possibilità di essere particolarmente efficaci nei guadagni. Aprile è un mese molto produttivo e dovrete agire se non volete restare indietro. E andiamo con il segno del Capricorno. Amore. In questo mese il pianeta dell'amore è favorevole, soprattutto nella prima decade, anche se ci sarà qualche malinteso con la persona amata, non creerà discussioni e litigi. Da parte vostra state facendo di tutto per fortificare la vostra relazione e scongiurare eventuali crisi. Ogni gesto sarà dunque rivolto a mantenere la pace e serenità nella coppia. I cuori solitari saranno dotati di un particolare magnetismo che sfrutteranno per conquistare nuove prede. Se vi piace una persona, corteggiatela e vedrete che farete centro. Lavoro. I problemi di lavoro che avrete attraversato nei mesi scorsi stanno per terminare. È in arrivo un periodo molto intenso per voi e ci sono nuovi progetti in corso che vi daranno l'adrenalina giusta per ricominciare. Alcune situazioni che erano rimaste bloccate potranno riprendere con maggior slancio e sarete in grado di guidarle verso il successo.
Durante questa fase non rimanete fermi, ma agite e chiedete il supporto di persone importanti che possono sostenere le vostre iniziative. E adesso Acquario. Amore. State uscendo da una fase molto complicata per quanto riguarda il settore sentimentale e il mese di aprile si prospetta decisamente più sereno. Finalmente Venere torna finalmente ad essere favorevole e permette un grande recupero in amore, ma soltanto se non avete fatto troppi danni. Infatti, se la vostra storia d'amore ha attraversato una crisi molto importante, i problemi possono continuare e magari aumentare, quindi fate bene attenzione. I single saranno molto attivi sotto le lenzuola e godranno di un livello di fascino molto elevato, sensuali e affascinanti. Potranno avere successo nei nuovi incontri e nei nuovi corteggiamenti. Lavoro. Periodo molto fortunato per il lavoro, con Giove amico avrete un supporto valido per risolvere vari problemi e progredire verso gli obiettivi prefissati. Anche Marte offre grinta, energia e il desiderio di lavorare per raggiungere ottimi risultati. Ci saranno varie opportunità per guadagnare e per raggiungere il successo economico. Coloro che hanno già un lavoro potranno aumentare i guadagni e dare avvio a nuove collaborazioni, consolidare il futuro professionale. In arrivo lodi e gratificazioni che vi consentiranno di godere di una certa stabilità conquistata a fatica e con soddisfazioni. E infine andiamo con il segno dei pesci. Amore. I nati del segno dovranno approfittare della prima settimana di aprile per trovare una maggiore armonia con la persona amata. È infatti in questo periodo che potrete risolvere eventuali problemi con il partner, poiché dopo le cose possono molto più complicate, se non impossibili, da risolvere. Se siete cuori solitari potrete non essere ancora in grado di trovare la vostra anima gemella, poiché Cupido non sarà predisposto con il vostro segno in questo periodo. Tuttavia, anche se non mancheranno avventure e piacevoli flirt, l'oroscopo invita a cercare fino a quando non trovate esattamente ciò che volete. Lavoro. State per iniziare una nuova fase per i nati del segno dei pesci. In questo mese di aprile saranno cambiamenti soprattutto nell'ambito lavorativo, visto l'ottima posizione di Mercurio nel segno. Sarà comunque necessario mettere a punto metodi più innovativi e meno convenzionali per dare maggior impulso alla vostra carriera. Le prime 2 settimane di aprile sono perfette per portare un'idea a un livello successivo. Usate il potere della comunicazione per fare buone impressioni su chiunque possa aiutarvi a realizzare i vostri sogni. Benissimo amici, e così abbiamo completato l'oroscopo del mese di aprile. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale attivando la campanella delle notifiche in modo tale che quando ci sarà un prossimo video o una diretta live vi arriverà la notifica. Ciao a tutti e al prossimo video.